qui manca la visione. Qui non si affrontano quelli che sono i temi reali che negli ultimi mesi, anni, sono emersi. Un'inflazione galoppante, una situazione mondiale che sta mettendo in difficoltà le nostre imprese. Il periodo non è dei più facili neanche per una regione economicamente forte come il Veneto. Eppure la legge di bilancio presentata a Palazzo Ferrofini dalla Giunta Zaia, secondo le opposizioni, non affronta i problemi dei cittadini, riducendosi per certi versi ad un mero esercizio contabile che manca di prospettiva politica e non dà risposte alle emergenze che si vivono in regione. L'emergenza sanitaria e sociale, l'emergenza dell'assenza di piani industriali per l'agricoltura e per rispondere all'emergenza siccità e le emergenze ambientali. E abbiamo richiesto che, così come il presidente Zaia indebita la regione del Veneto per le Olimpiadi con 85 milioni di debito, così faccia per investire in veri servizi e in una vera eredità per i veneti di oggi e del futuro. E a proposito di spese per le Olimpiadi, le opposizioni hanno approfittato della presenza in aula di Luca Zaia per consegnargli un singolare regalo di Natale. Gli abbiamo regalato una slitta perché sembra avere una grandissima passione per il bob, skeleton e slittino, e quindi ho ritenuto fosse opportuno dargli questo piccolo regalo perché possa, diciamo così, accontentarsi di giocare con questo e di lasciare stare la pista di bob a Cortina. La manovra, peraltro, secondo le opposizioni, non gode neanche di particolare entusiasmo da parte dei consiglieri che la votano. La stessa maggioranza in questo bilancio non può fare emendamenti, cosa che trovo assolutamente insensata, in quanto è lo stesso Consiglio regionale ad approvare il bilancio della regione. Quindi è una maggioranza anche su questo divisa. Non possiamo far finta che in questi 14 anni il mondo non sia cambiato e che il Veneto abbia bisogno di una nuova narrazione per stare al passo con l'ambiente, con i giovani, con le nuove politiche sociali, con la sanità e con tutto il tema della legalità.